Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video, il secondo della giornata. Tra l'altro sono 2 giorni che escono 2 video al giorno. Tanta roba, veramente tanta roba. E fatemi aggiustare qui. Ok, ok, così si tiene. L'ultima partita di questo campionato, Cagliari-Fiorentina, che per il momento stanno sull'1-1. E devo essere sincero, nonostante sia l'ultima giornata, un po' di spunti molto interessanti, un paio di spunti molto interessanti me li ha comunque dati questa partita. E visto che non penso farò... Che cazzo abbiamo fatto adesso in difesa? Obert. Che cazzo hai combinato, Obert? Vabbè. Me li sono scritti. Allora, nel primo tempo c'è stata un'azione fantastica del Cagliari con Augello che scarica sull'Uvumbo, che mette un cross in mezzo, ma a quanto pare a noi proprio ci piace farci fallo da soli. Quindi Nandez e la Padula si vanno a scontrare con la Padula che poi va a alzare le mani come a chiedere un rigore, un fallo, eccetera, eccetera, non sapendo che in realtà ad atterrarlo è stato Nandez. A quanto pare noi abbiamo il vizio di farci fallo tra di noi, cioè è proprio divertente sta cosa. Che poi secondo me è anche un segnale preoccupante se tu giochi con i cross e a saltare ti ci vanno Nandez e la Padula. C'è un problema di fondo se accade un qualcosa di simile. Intanto perdonatemi per la luce, ma c'ho accesa solo questa, mi sono dimenticato di accendere quella sopra. Poi la parata di Scuffet che ha fatto Scuffet che ha fatto sul primo tempo è fenomenale. Io capisco sempre di più quanto sia stato importante questo portiere, le sue prestazioni e tutto quanto per la salvezza. Sono state importantissime, con tutto che qualche goleata ogni tanto c'è stata sicuramente, ma il suo apporto è veramente importante. Tra l'altro si sta scaricando anche la lampadina. Vabbè, è un video al buio. Poi ho notato, con mio sommo piacere in realtà, che oggi c'è stato un Cagliari molto pericoloso sulle palle inattive. Non so perché, non so da cosa sia dovuto, però a me fa piacere questa cosa. Se riusciamo a sfruttare comunque un'altra metodologia per fare gol, o per comunque renderci pericolosi, ma mica è male come cosa, cioè, anzi, anzi. Raga, perdonatemi se sta a scaricare pure la lampadina. Vediamo se riesco a metterla in carica da lì. Ok, forse ce la dovrei fare, Va, andata. Ok, no, non si è rotta. Perfetto. Oh, è tornata la luce. Direi di sì. Ehm, Terracciano per molte volte ha salvato il risultato perché un gol ce l'hanno annullato come è giusto che sia, mentre un altro invece fortunatamente non è stato annullato, tutto sul filo del fuorigioco. Poi ne parleremo del gol. L'Uvumbo oggi invece è stato un po' sprecone. Ma sprecone nel senso che secondo me deve sgrezzarsi molto sull'aspetto della finalizzazione, che rimane comunque un problema, nel senso è un ottimo giocatore per quanto riguarda contropiedi e quant'altro, però sul segnare mm, deve migliorare, deve decisamente migliorare, deve avere un piede molto più educato, con tutto che poi è un mancino e può essere molto molto utile. Quindi deve migliorare sotto quell'aspetto. Intanto fatemi allargare un pochetto perché stiamo attaccando. Ma
Ma che gol ha fatto Mutantua? Primo gol in Serie A e guarda che ha combinato. Porco Giuda. Ma che gol ha fatto? No, vabbè, ma è incredibile. Ma da dove ha tirato? No, vabbè, ma che spettacolo. Che spettacolo. Che spettacolo. Che spettacolo. Madonna cara. E anche Kingston va a braccia Ranieri. Bello. Bellissimo. Spettacolare. Veramente spettacolare. Che, che gol che ha fatto. Incredibile. E mi sono perso. Mi sono felicemente perso. No, veramente stregato dal gol. Un qualcosa di incredibilmente bello. Veramente, complimenti a Kingston Mutandua. Che spettacolo. E non mi ricordo nemmeno cosa stavo dicendo. Probabilmente stavo parlando di Lumumbo, però quello che dovevo dire l'ho detto. Vado avanti dicendo peccato per il gol annullato perché concettualmente era una bellissima azione, a me è piaciuta tantissimo. A riprova proprio che il Cagliari, perlomeno oggi, si è migliorato notevolmente per quanto riguarda i calci piazzati perché ci siamo resi molte volte pericolosi, che era una cosa che desideravo vedere da tanto tempo e mi dispiace vederla soltanto per l'ultima partita di campionato, devo essere sincero, però capisco che in questo caso possa aver influito anche magari giocare con la mente un po' più tranquilla, sgombra, senza la preoccupazione costante di poter commettere degli errori. Poi, buono l'apporto di De Jong, a proposito, sulle palle alte, tant'è che poi De Jong va a fare il gol del pareggio. Gol bellissimo e sono contento per lui. Un gol molto bello, bella l'azione che parte dalla Padula che non sapendo più eh, a chi giocare la palla scarica a Nandez, Nandez che temporeggia forse un attimo troppo, però tanto basta per giocare poi la palla verso Prati che la mette in mezzo e De Jong svetta in mezzo alla difesa viola. Intanto gol del pareggio di Nico Gonzalez 2-2. Peccato, peccato. E Madonna, lasciato completamente solo. Tra l'altro anche il gol di Bonaventura, cioè io non avrei mai lasciato lì Bonaventura da solo, mo' mi sono ricordato, mi sono scordato di scriverlo. Diciamo che anche sul primo gol la difesa ha delle colpe, Però va bene, io sinceramente mi ritengo soddisfatto della prestazione. Cioè, hanno giocato bene. È stato anche un Cagliari divertente, una partita divertente. Mi sono piaciuti tutti. Non ho grandissime critiche per nessuno in particolare. Un Cagliari che si vede che giocava con una mentalità diversa, con una mentalità più tranquilla. Si vedeva la differenza rispetto ad altre partite di campionato.
mi dispiace solo che questo Cagliari si sia incominciato a vedere tardi. Mi dispiace che non solo si sia visto tardi. Oh! No! Cioè, ci hanno annullato due gol. Cioè, noi tre gol oggi abbiamo fatto. Tre gol abbiamo fatto. Tutti e tre sotto la lente del VAR. Ma che cazzo è? Vediamo. È sul filo, eh. È sul filo questo. Quasi come De Iola. Comunque c'è. Ma che cazzo è oggi? No, dai. Solo per la bellezza andrebbe convalidato. Su, mettetevi una mano sulla coscienza. Vedete quello che dicevo? Annullato. Cioè, la bellezza di poter giocare a mente tranquilla ti permette anche di fare queste cose. Tra l'altro, la Padula ha trovato un gol stupendo adesso. Peccato purtroppo che è stato annullato. Però, se è fuori gioco, è fuori gioco, c'è poco da fare. E stavo dicendo, peccato che oltre ad essersi vista questo tipo di prestazione tardi, sarebbe stato bello vederlo anche durante la fase clou del campionato, nel girone d'andata e quant'altro. Mi dispiace che anche dopo si sia visto un po' a fasi alterne, non sia stato un qualcosa di conseguenziale, ecco. Non mi è piaciuta sta cosa. Per il resto non ho nulla da recriminare. Cioè, è veramente una bella partita. Il Cagliari secondo me ha fatto una bellissima partita sia a livello di atteggiamento. Tra l'altro sta per uscire Nandez. E vediamo come andrà via dal campo Nandez, perché questo ci dirà tanto anche del futuro del giocatore. Non inquadrano Nandez. Eh no, va via. Da come si abbracciano. Va via. Sì, confermato. Non rinnoverà. Ne abbiamo parlato oggi pomeriggio. Grande cazzata, secondo me. Grandissima ed enorme cazzata. E niente. La... Boh, vediamoci questo finale di partita insieme. Entra Aresti. Ci sta a far entrare Aresti, dai. Applausi anche per Scuffet, meritatissimi, assolutamente meritatissimi. Ci sta, ci sta. Oggi è la giornata dei saluti. Mi piace questa cosa che comunque si sia voluto onorare anche Aresti, un terzo portiere di solito viene la maggior parte delle volte snobbato
è proprio l'ultima delle ultime scelte. È molto apprezzabile, secondo me, questo gesto. Io non capisco in realtà che stanno fioccando cartellini gialli, fischi dell'arbitro, non si capisce che cazzo sta succedendo. Però va bene, la partita continua, quindi fino a quando la partita continua noi andiamo avanti. E perdonatemi anche se guardo di là, ma ovviamente lì ho lo schermo, ho la TV. Dai, proviamo a chiudere con una vittoria, sarebbe bello. Sarebbe bello anche perché oggi in realtà avremmo fatto altri due gol. Peccato per la Padova, mi dispiace perché poi cazzo era pure bello quel gol. Era pure bello quel gol. Peccato veramente. Ah, poi, oddio, non so se l'ho detto, contento pure per Mancosu. Pure lui, purtroppo, l'annata è stata un po' sfortunata. Se meritava sicuramente molte più presenze. Comunque, a breve, relativamente breve, ecco. Aspettatevi il video pagellone. Devo decidere ancora se fare uno script e quindi un voice over sulle immagini oppure andare a braccio come fosse un video normalissimo ma sempre con le immagini, perché comunque secondo me rende molto di più. Staremo a vedere. Intanto sono più che finiti i minuti di recupero. C'è Mina per terra con i crampi. Siamo al 96esimo e 45. Ci sono 5 minuti di recupero. E chissà per quanto andremo lunghi. Ecco. Sta praticamente tutto in fuorigioco la Padula. Stanno facendo vedere adesso il replay. Peccato perché il gol era veramente bello. Era veramente bello e poi devo essere sincero, quasi tutti belli oggi i gol del Cagliari, eh. Cioè oggi a livello proprio di spettacolo in generale alzo le mani, alzo le mani. Partita veramente fatta bene. Ah, dopo 17 anni. Cioè, quindi quella è stata la sua prima e ultima presenza, quella con l'Ascoli? Beh, allora a maggior ragione ci sta. A maggior ragione. Molto probabilmente la partita e il campionato del Cagliari e l'avventura di Ranieri in Serie A finirà con questo 2-2. Guardate se ho parlato e mi sono portato zella da solo, eh. Guardate, eh. Dai. Via. Siamo al 98esimo intanto. Cioè, stiamo a giocare un'altra partita praticamente. No, l'arbitro non fischia. Ma ce l'ha il fischietto? Sì, perché l'ho sentito prima che rompeva i coglioni con sto cazzo di fischietto. Boh, io non riesco a capire nemmeno le decisioni dell'arbitro. Boh. È eterna sta partita. È eterna, non finisce più. Non finisce più. Ma dai.
Vabbè, raga, boh, giocheremo fino a mezzanotte, che vedevo di... Ah, perché c'è il controllo VAR su possibile rigore. Vi posso dire una cosa, con tutto che comunque è inutile, e a me però mi piacerebbe pur sempre cercare di arrivare più in alto possibile in classifica. Rosicherei a perdere sta partita, lo sapete? Rosicherei abbastanza a perdere sta partita. Vabbè, se l'hanno chiamata al VAR probabilmente il rigore glielo daranno. Io qui non vedo un cazzo. Non... Oddio, non è che sia riuscito a capire più di tanto, però se l'hanno chiamato al VAR probabilmente gli danno il rigore. E infatti. Ah, che cazzo di partita. Mamma mia, quanto vorrei che glielo parasse. Così, così. Oddio, è pur vero che per la Fiorentina è importante sta partita, per noi un po' di meno. Però così, per vedere Aresti comunque fa una cosa importante dopo 17 anni che non giocava in Serie A. Se lo meriterebbe a livello umano. Vediamo. Siamo arrivati al 102, eh. 102,20 adesso. Ah. Eh, Fiorentina che torna, cioè che torna, che ritorna in Europa. Partita strana, partita veramente strana. Proprio, no strana, strana. E vabbè, è andata così. Peccato, peccato, mi sarebbe piaciuto l'idea che Aresti parasse il rigore. E vabbè, è andata così, ragazzi. Peccato, peccato perché il Cagliari non ha assolutamente demeritato. Dispiace che l'ultima partita di Ranieri in Serie A si concluda con una sconfitta. Però, oddio, mi è sembrato di rivivere un po' il flashback de Cagliari Lazio. Cioè, continuiamo la partita fino a quando la squadra avversaria non pareggia e o vince. Quindi, boh, vabbè. Il risultato del campo dice Cagliari-Fiorentina 2-3. È finito il nostro campionato. Adesso ci potremo, tra virgolette, godere con un paio di popcorn la lotta per la permanenza in Serie A, che sarà veramente una battaglia agguerrita. E detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio e noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella. Peccato però,